te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Giallo a Sagrado per l'apparente scomparsa di un medico già in organico al CIE Cara di Gradisca. Per tutta la comunità del piccolo comune isontino, quella di ieri è stata una giornata di grande apprensione. Sin dalle prime ore del giorno, infatti, sono scattate ricerche a tutto campo, lungo l'Isonzo e sulle pendici del Carso, per trovare un qualsiasi voglia traccia di Fabio Mantovani, 62enne, medico chirurgo residente a Sagrado e che da domenica sera non dà più notizie di sé. Ricerche che per quasi 9 ore si sono rivelate infruttuose. L'allarme però è rientrato poco prima delle 16, quando le squadre di ricerca sono state richiamate alla base in seguito ad alcune testimonianze ritenute attendibili di persone della zona che avrebbero avvistato Mantovani. L'uomo è stato visto percorrere a piedi Viale Trieste a Gradisca ed è stato avvistato pure a San Giovanni al Natisone, apparentemente in condizioni psicofisiche non preoccupanti. Ci sono evidenti, fondati motivi per credere che il medico si sia allontanato dalla sua residenza principale per starsene per fatti propri. Se domani dovesse pervenire una nuova segnalazione da parte dei familiari, le ricerche riprenderanno. Un cittadino romeno, BGL, le sue iniziali, di 28 anni, è stato arrestato l'altra sera a Fernetti, in quanto destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità romene. L'uomo è stato identificato dalla pattuglia della quarta zona Polizia di Frontiera settore di Trieste, impegnata nelle consuete attività di retrovalico. Il giovane viaggiava a bordo di un autobus proveniente dalla Spagna e diretto in Romania. BGL, ora nel carcere triestino in attesa dell'estradizione, è accusato di far parte di un'organizzazione criminale dedita alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione. L'assessore regionale all'ambiente Saravito ha sottoscritto a Roma, nella sede del Ministero dell'Ambiente, l'accordo di programma tra la Regione e il Ministero per la realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi, peci benzoiche, presenti nella discarica area ovest dello stabilimento Caffaro nella laguna di Grado Marano. Per l'attuazione dell'intervento ci sono oltre 7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione, precisa l'assessore Vito, osservando che ulteriori fondi a garanzia del completamento dei lavori potranno venire recuperati anche a valere sui responsabili dell'inquinamento e saranno oggetto di un eventuale accordo integrativo. Nel complesso i fondi serviranno a realizzare una serie di interventi pianificati e successivi da eseguirsi in un arco di tempo di circa 3 anni, ai quali seguirà un'attività di monitoraggio finalizzata a confermare l'efficacia. Si partirà con la rimozione della cotica superficiale di suolo ed il suo deposito in un'area di stoccaggio provvisori. Strumento utile che oggettivamente mancava nel nostro sistema. Con queste parole la Presidente del Friuli Venezia Giulia e Vice Segretario del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, ha definito l'autorità di regolazione dei trasporti, il cui Presidente, Andrea Camanzi, ha tenuto a Roma la prima relazione sull'attività svolta a partire dall'insediamento del nuovo organismo nel settembre dello scorso anno. Dalla relazione del Presidente Camanzi, ha aggiunto Serracchiani, è emerso che l'autorità sta svolgendo funzioni importanti, in grado di sopperire a talune lacune del nostro sistema trasportistico e dirimere questioni aperte. Sono stati individuati diversi problemi, ha proseguito Serracchiani, e sono state elaborate delle proposte di soluzione, in particolare sul tema del trasporto ferroviario e di quello aereo. Mi pare che si stia procedendo nella giusta direzione per favorire la concorrenza, perseguire l'efficienza dei servizi, contenere i costi.
Si è svolto a Trieste un incontro tra i vertici di INSIEL, presenti il presidente Lorenzo Pozza, e i sindacati di categoria, assieme all'assessore regionale responsabile Paolo Panontin, sul tema del lavoro nella società in-house della regione e in particolare sul rinnovo della piattaforma integrativa. Lo rende noto un comunicato della Giunta. La riunione è stata anche occasione per raccogliere alcune preoccupazioni da parte delle organizzazioni sindacali sul futuro occupazionale dei dipendenti INSIEL, società con un vertice rinnovato da poco e una nuova mission: passare dall'essere un software house che sviluppa prodotti a un server provider che fornisce supporto servizi. Il presidente Pozza ha avuto modo di tratteggiare sommariamente il volto della nuova INSIEL, indicando alcune linee guida che andranno a comporre il nuovo piano industriale della società e, assieme all'assessore Panontin, ha voluto rassicurare i sindacati sull'intenzione della proprietà e della stessa società di salvaguardare l'occupazione in questo importante processo di cambiamento e di forte innovazione. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha concordato con la presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, sull'utilità di mantenere a Tolmezzo una serie di servizi a beneficio del territorio di riferimento, anche in virtù della specialità regionale dopo la soppressione del Tribunale. Lo rende noto un comunicato della Giunta regionale. Dopo la soppressione del Tribunale, seguita la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la Giunta regionale è impegnata a mantenere a Tolmezzo un presidio giudiziario, nel quale svolgere alcune funzioni importanti per i cittadini e imprese dell'area montana. Gli uffici del Ministero e della Regione metteranno a punto in tempi brevi il testo di uno specifico protocollo d'intesa che consenta la creazione del presidio definendone compiti e attività. Sono state completate le operazioni di trasloco di macchinari e documenti all'ospedale San Polo di Monfalcone, dove avrà sede l'unico punto nascita della provincia di Gorizia. Da ieri le future mamme vengono indirizzate a Monfalcone, dopo la decisione di chiudere il punto nascita di Gorizia presa dalla Giunta regionale nell'ambito della riforma della sanità. Il reparto goriziano resterà operativo fino a domenica soltanto per i casi urgenti. L'ultima nata a Gorizia potrebbe così essere Angela Xin, figlia di una coppia di nazionalità cinese, che ha visto la luce venerdì scorso nel punto nascita del capoluogo isontino. In sede governativa si sta discutendo sulla riforma costituzionale anche del Senato. Noi in Friuli Venezia Giulia festeggiamo i 50 anni dell'autonomia. Come si legano queste due cose, Presidente Jacob? Beh, i 50 anni dell'autonomia giustamente vengono festeggiati in quanto viene ricordato un periodo esaltante per la regione, dall'attestazione storica della propria specialità e quindi della propria condizione di autonomia e quindi anche di opportunità di autogoverno delle proprie identità, della propria storia, della propria cultura, anche delle proprie difficoltà economiche che oggi poi sono trasformate in opportunità, a quella che è stata appunto una esperienza che può essere portata, credo, ad esempio per il regionalismo italiano, proprio in questi giorni nei quali il Senato sta affrontando in prima lettura la riforma della Costituzione, che riguarda soprattutto la riforma del titolo quinto, cioè quel rapporto tra Stato e sistema delle regioni, in particolare poi all'interno con la previsione per quanto attiene la continuità delle specialità regionali, delle forme di autonomia. In questo senso ovviamente noi siamo impegnati nell'attualizzare quella che deve essere la specialità della regione Friuli Venezia Giulia, che è storica, che quindi ci appartiene, ma che deve essere ricollocata nella dimensione europea, quindi nella dimensione internazionale che la regione assume, nelle nuove opportunità dello sviluppo e anche in quella capacità di farsi carico delle parti di sacrifici che spettano al Paese per la risoluzione della crisi e per un rilancio in campo dello sviluppo economico e dell'innovazione, della competitività e del sistema Paese e in questo senso del sistema Regione Friuli Venezia Giulia. Da una parte tavolini, sedie, fioriere, ombrelloni o strutture di copertura non infisse al suolo per i quali è decaduto l'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla sovrintendenza, dall'altro gazebo e pedane, su cui invece si dovrà valutare caso per caso. Maria Grazia Santoro interviene sulle problematiche legate alle autorizzazioni paesaggistiche e al nulla osta monumentale per i cosiddetti de hora udine, ovvero gli arredi urbani esterni funzionali e le attività commerciali davanti alle categorie interessate del commercio, ossia Confcommercio e Confesercenti, e dell'artigianato quali Confartigianato e CNA.
Non una deregulation, ha detto l'assessore regionale ai lavori pubblici incontrando in Camera di Commercio a Udine gli operatori economici e illustrando loro i contenuti dell'accordo del giugno scorso con il Ministero. Intesa voluta con impegno dalla Regione Friuli Venezia Giulia proprio in conseguenza dello sprone di tanti imprenditori messi spesso in difficoltà dai paletti dei beni culturali. Una questione spinosa, l'ha definita Giovanni da Pozzo, aprendo l'incontro. Il Presidente della Camera di Commercio di Udine, premesso che chi lavora è il primo a voler rispettare le regole e di conseguenza a pretendere chiarezza normativa, ha rimarcato l'appello al buonsenso di chi fa impresa fra molteplici vincoli. Nemmeno a Venezia, ha detto da Pozzo, si è vista la rigidità adottata dalla sovrintendenza in Friuli Venezia Giulia. Quanto ai comuni, ha detto il sindaco di Udine Onsel, prima di questo accordo ci siamo sentiti spesso come i curiazzi, sostanzialmente in mezzo a due fuochi e non è stato facile prendere una posizione. Un problema reale, ha aggiunto il collega di Palmanova Martinez, che ha fra l'altro riflessi importanti sulle scelte di pedonalizzazione dei centri storici. Due principali punti trattati nel corso dell'incontro: la disciplina permanente che esclude dall'autorizzazione della sovrintendenza i tavolini, le sedie simili, ombrelloni o strutture di copertura, fioriere e simili, caratterizzati dalla possibilità di rimozione a fine giornata lavorativa e la moratoria di 6 mesi per le autorizzazioni già presenti nel 2013 e per le manifestazioni sportive. L'assessore Santoro ha appunto voluto precisare che non si tratta di una deregulation, in quanto i comuni restano titolari del rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e pertanto permane il controllo della pubblica amministrazione contro eventuali abusi nell'utilizzo degli arredi. Parte da oggi l'iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia denominata Imprenderò 4.0. Imprenderò vuol dire cercare di dare cultura d'impresa e creare nuove imprese appunto qui nella nostra regione. Attraverso quali strumenti effettivamente e per quali persone? Allora, gli strumenti potremmo riassumerli come una presa in carico attraverso seminari informativi e di orientamento, corsi di formazione per crearsi le competenze e avere gli strumenti non solo per fare un business plan ma per aprire e mantenere in vita un'impresa e una consulenza individualizzata. È un accompagnamento verso il futuro, insomma, di chi è inoccupato, chi è disoccupato e chi è appunto in cassa integrazione. Esatto. È un'opportunità, l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, però mi faccio aggiungere una cosa: il progetto non dà finanziamenti per aprire l'impresa, però le province sì, e la regione in futuro è molto probabile, quindi noi siamo fortemente integrati all'interno di un network, noi diamo il nostro supporto, il nostro contributo, gli altri soggetti istituzionali potranno dare anche il loro. Il range di età è dai 18 ai 64 anni, perché questo? Perché con il progetto si vuole dare un'opportunità a chiunque ha un'idea, vuole tradurla in un'impresa e creare autoimpiego, e io dico generare valore e quindi creare anche ulteriori posti di lavoro, non solo il proprio, ma anche quelli che creerà assumendo altre persone nella propria impresa. I destinatari sono dai 18 ai 65 anni in qualsiasi situazione che si trovino, anche occupati, ma che hanno voglia di iniziare una nuova attività imprenditoriale. In particolare il progetto si rivolge comunque ai giovani, quindi agli under 30, quindi siamo all'interno del programma People Garanzia Giovani, quindi chi non lavora o non studia, quelli che vengono chiamati NEET, o chi è neodiplomato, neoqualificato o neolaureato, comunque under 30, si deve iscrivere al portale Garanzia Giovani, sarà preso in carico dai centri per l'impiego o dalle università e se vorrà scegliere di fare l'imprenditore noi gli daremo i servizi che ho appena detto. Dal 25 luglio prossimo fino al 16 di agosto Maiano accenderà i riflettori su se stessa ma anche su tante manifestazioni. Il Festival di Maiano, quello del Gallo Nero, ritorna prepotentemente all'attenzione anche quest'anno con tanta voglia, pur nelle situazioni abbastanza di crisi economica che c'è, vero Presidente? Sì, è un'edizione, la 54esima del festival, sicuramente pur nelle ristrettezze economiche che purtroppo stiamo vivendo, ma un'edizione ricca, direi, ricca di eventi che vanno dalla musica all'arte, alla cultura, all'intrattenimento, con appunto la cultura, con degli importanti incontri con l'autore, all'enogastronomia che la fa sempre da padrona. Quindi saranno 15 le serate del festival, ricche veramente di eventi di ogni genere. Nell'area concerti poi con nomi di un certo peso e interesse come Goran Bregovic, per dire, nell'ultima settimana.
Sì, certo, il main stage, il palco principale degli eventi avrà 6 date importanti che vanno da Goran Bregovic appunto a E-Down col mitico Phil Anselmo, quindi l'unico evento metal dell'estate friulana, il vero concertone diciamo con questo gruppo americano che sarà ospite appunto a titolo fra l'altro gratuito, quindi lo offriremo alla gente gratuitamente, quindi senza un biglietto d'ingresso. Poi ci sarà anche Chris Slade, il mitico batterista degli AC/DC, per andare a Red Canzian ad esempio nella serata inaugurale, anch'esso membro dei Boo, e quindi un bellissimo spettacolo di 2 ore e mezza in cui ripercorrerà tutta la sua carriera come Pooh, ma non solo, con delle sorprese. Non dimentichiamo anche lo sport, che è sempre da parte del padrone, con il rally di Maiano e con raduni di motoristici e quelli. Sì, molti sono i raduni, senz'altro da ricordare la 7ª edizione del rally che prenderà appunto il via sabato 26 di luglio e terminerà il 27, la domenica 27, molto importante la 7ª edizione, ci attendiamo 100 equipaggi iscritti, quindi sarà un'edizione particolare e ricca. In quanti siete che lavorate per questo festival di Maiano? Siamo in molti e i volontari che si alternano nelle serate sono oltre 100, per andare a picchi di 150 negli eventi principali, dove ovviamente per gestire dalla parte gastronomica a tutto quel che ruota attorno al festival ovviamente il numero di volontari è veramente rilevante. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e il numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per venerdì 18 luglio. Bel tempo su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per la formazione di locale nuvolosità pomeridiana in montagna. Sulla costa sofferà Borino al mattino, brezza nel pomeriggio. In pianura e nei fondovalle nel pomeriggio farà caldo. Rimane comunque la possibilità di qualche temporale, più probabile eventualmente nella notte tra giovedì e venerdì. Te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.